troviamo all'interno del territorio della Cora Selinuntina, cioè quella parte di campagna molto ricca che serviva durante il periodo della colonizzazione greca per nutrire il popolo di Selinunte, che era una delle potenze commerciali e agricole più importanti del Mediterraneo. Selinunte divenne potente grazie alla sua economia agricola, quindi grazie alla ricchezza del territorio che la circondava. La viticoltura, che è stata sempre una delle condizioni per la produzione di ricchezze economiche, quindi per la produzione anche di potenza sociale, culturale e militare, è ancora oggi una delle risorse più importanti di questo territorio. Il pericone è una delle varietà più interessanti del territorio delle terre sicane. Di origine greca, è stato portato dai greci 2500 anni fa e dopo essersi incrociato con il gaglioppo di Calabria ha dato vita ad una varietà che è tra le più importanti a bacca rossa di tutto questo triangolo compreso tra le province di Palermo, Agrigento e Trapani. Ha un grappolo molto grosso e molto resistente, una buccia durissima, pruinosa, estremamente consistente, che dà vini di grande struttura e di grande longevità. Il pericone è stato utilizzato nel corso dei secoli prevalentemente per l'elaborazione di vini rossi, ma poi anche per la produzione del Marsala Ruby, che era il Marsala rosso che tanto successo aveva trovato presso gli inglesi e nel mercato americano. Con la crisi del Marsala negli anni 40-50 di questo secolo anche il pericone ha subito una evoluzione negativa. Moltissimi vigneti di pericone sono stati estirpati e purtroppo oggi la sua produzione si è estremamente ridotta fino a farlo quasi scomparire. È comunque un'uva simbolo, un'uva testimone di questo territorio che proprio negli ultimi anni sta ricevendo molta più attenzione da parte soprattutto delle piccole e piccolissime aziende che hanno riscoperto il valore enologico del pericone e anche il valore culturale di un'uva che per così tanto tempo è stata parte del nostro patrimonio ampelografico.